È a cura del Corpo della Guardia di Finanza, reparto tecnico-logistico-amministrativo del Veneto, la demolizione delle strutture all'interno di quella che era nota come spiaggia dell'Aeronautica, zona Dune a Sottomarina, che da 4 anni, ma forse anche da 5, non era più in attività. In questo lasso di tempo, mentre la struttura cedeva nel degrado, subendo anche un incendio, e mentre qualche ragazzino andava a fumarsi uno spinello bigiando magari la scuola o nel suo tempo libero, anno dopo anno veniva affidata, almeno sentendo le voci di corridoio, prima all'uno poi all'altro corpo, senza che però nessuno si prendesse l'incarico di sistemarla, restando nello stesso stato di degrado. Finalmente la Guardia di Finanza se n'è presa carico ora, dopo l'eliminazione delle strutture esistenti e la bonifica della spiaggia. Si attenderà che passi la stagione estiva e si comincerà verso ottobre la realizzazione dello stabilimento del lido del finanziere. Il progetto è stato approvato a gennaio dello scorso anno, nel 2024. Il costo totale sarà di circa 461.000 euro. I lavori sono partiti proprio in questi giorni e dopo la pausa riprenderanno verso ottobre, in modo che la struttura potrà essere preparata per la stagione del prossimo anno. Per quanto riguarda questa stagione estiva, invece, tutto rimarrà recintato e inaccessibile. Si può dire finalmente. Bisogna notare che l'incuria in cui è stata lasciata l'area per un così ampio lasso di tempo non sarebbe permessa a un privato cittadino munito di concessione. Probabilmente il rischio che potrebbe correre sarebbe proprio la revoca della concessione stessa. Ben venga quindi la riqualifica dell'area per la località sottomarina, per la Guardia di Finanza che ne potrà godere i benefici, ma anche per gli stabilimenti adiacenti. Resta un piccolo punto di domanda: chi la gestirà? Direttamente la Guardia di Finanza o la gestione sarà affidata a un privato? Stema svuota tutto, hai sentito bene? Dal 5 maggio ogni mattina dalle 8:30 alle 12:30, dal lunedì al sabato, Stema a Portoviro fa piazza pulita. Bikini e costumi donna a 10 euro, bimba a 3 euro, bimbo a 2 euro. Corri prima che finisca tutto. Stema, il vero affare, ti aspetta a Portoviro.